per il livello dell'Atalanta, perché noi siamo stati abituati a vedere l'Atalanta in questi anni in cui c'è stato Gasperini ad un livello molto alto, una squadra che arrivava praticamente quasi tutti gli anni in Champions, o comunque se non arrivava in Champions arrivava in Europa League, diciamo a pochi punti, a pochissimi punti della Champions, ha vinto appunto in Europa League, si è rigiocata con tutte le squadre migliori d'Europa, quindi siamo stati abituati a vedere un'Atalanta di un livello eccelso, ma il livello dell'Atalanta, ragazzi, purtroppo non è ancora quello, secondo me, soprattutto a livello societario. E, il livello dell'Atalanta è quello di una squadra che, e lo sta dimostrando purtroppo col mercato che sta facendo, io vi dico la verità, lo sta dimostrando col mercato, allenatore e giocatore lo sta facendo, è una squadra che probabilmente ha overperformato grazie a un allenatore che comunque al netto dell'antipatia che ho nei suoi confronti dal punto di vista diciamo caratteriale è chiaramente un fenomeno sotto tanti punti di vista e quindi ha fatto overperformare determinati giocatori e sono arrivati con un sistema di gioco perfetto dopo 10 anni quasi di studio, di allenamento di un sistema di gioco, di alcune situazioni ad arrivare ad avere determinati risultati. Ma probabilmente il vero livello dell'Atalanta lo vedremo quest'anno con Juric, sperando che non ci sia un crollo troppo verticale, perché chiaramente stanno non solo rifondando, ma si stanno ridimensionando totalmente.